Buon fine settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento, il punto. Oggi insomma parleremo ovviamente dell'attualità della politica, dell'attualità di tutto quello che sta succedendo insomma attorno a questi dazi imposti dagli Stati Uniti. Cercheremo di capire quanto e come impattano e su che tipo di prodotti impattano in Sicilia. Lo faremo con tanti esperti, ovviamente i politici, insomma il dibattito animato. Poi ci collegheremo oggi con la piazza, il corteo a 5 Stelle a Roma. Ci sono tanti siciliani e da lì cercheremo di capire diciamo, cosa significa questo no alle armi, insomma, e chi c'è dentro questo corteo. E poi ovviamente parleremo del primo partito d'Italia, del secondo partito in Sicilia. Stiamo riferendoci a Fratelli d'Italia. Oggi avremo con noi il commissario regionale del partito, inviato da Roma proprio per dirimere questa litigiosità interna, insomma, che si è evidenziata proprio negli ultimi mesi, e anche spiegheremo come sarà. L'anteprima però, vi abbiamo fatto un po' il riassunto diciamo, di quello che ci sarà dopo, però l'anteprima è dedicata alla settimana che è appena trascorsa, e quindi la settimana che è appena trascorsa noi come sempre al punto la raccontiamo con il nostro Totò Calì. Ciao Totò! Ciao, oh my god, no? Ma ti sei vestito da Trump? I have a deal. Faccio questa faccia qua e da Per Trump. non pagare il dazio. Per la cravatta, dici, no? Cioè, i colori nel complesso. I colori nel complesso. No, i colori. È per non pagare dazio, sì, per non pagare dazio. Insomma, ci adeguiamo, no? Insomma, ai tempi, caro mio. Questo oggi ne parleremo tanto di dazi, Totò, quindi insomma resta lì collegato dopo che finirà l'anteprima, così capirai anche tu qualcosa sui dazi. Guarda che il prossimo collegamento pagherà dazio, stai attento perché. Allora, cominciamo, le vignette. E allora, vediamo. Che settimana è stata, Totò, questa? Cosa qui? Tutta sui dazi, su Trump, su tutto quello che sta dicendo e facendo. Mi sta dando tanto lavoro. Allora, prima vignetta, eccola qua, la Groenlandia. Trump che si è fissato che si deve prendere la Groenlandia. Si è fissato, e insomma. Quindi gli USA attaccheranno la Groenlandia e poi ci sono due che pescano nel ghiaccio. E chissà come, un sottomarino americano. Un bel sottomarino al sale, vai, prossima vignetta. Bravo. E qua poi, tra le tante cose, Trump attacca la Disney. Non lascia in pace nessuno. È troppo inclusivo. Quindi qua gamba di legno diventa No, Trump. ma non è gamba di legno, è gamba di legno col ciuffo alla Trump. Col ciuffo di Trump, certo, diventa Gamba di legno col ciuffo di Trump, eccolo qua. Questa è la finezza, diciamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, qua c'è la Meloni perché questa è una cosa anche nostra. Sì. Sarà sentita come teste nel processo a Corona per il gossip su Maglio Messina e la Premier che c'è. Allora, aspetta un attimo, questa la dobbiamo raccontare perché sennò così non si capisce. Qualche mese fa Fabrizio Corona, giornalista, diciamo, influencer, fotografo di VIP, insomma lo conoscete, Fabrizio Corona, diciamo, in un momento di tensione, diciamo, quando si ruppe l'unione tra Gianbruno e la Meloni, insidiò il caso, diciamo, della presenza di Maglio Messina, cioè che è un nostro deputato, è stato vice capogruppo alla Camera, quindi ha detto, dice, c'era una relazione tra la Meloni e Maglio Messina. Maglio Messina dice questa cosa: scusa, ma tu perché ti inventi queste cose? Sai che c'è? Ti denuncio, perché non puoi calpestare la vita delle persone, ci sono in ballo famiglie, mogli, figli, insomma un impatto chiaramente devastante, così buttato lì nella pubblica piazza. Quindi che cosa è successo? Adesso si è arrivati a processo e questa è la vignetta, quindi la Meloni sarà sentita come testa del processo. E che dice la Meloni? Non siamo al governo per fare, noi siamo al governo per fare la storia, non per farci una storia. Io la racconto tutta. Vabbè, occhio che io mi dissocio, ti prendi tutta la responsabilità di questa vignetta. Vabbè, andiamo avanti. Poi è questo qua sui dazi, terrore dazi. Terrore dazi. Fermi tutti, questa è una rapina. Questa è una rapina. Oh, meno male, pensavo fosse la dogana. Andiamo avanti, prossima. E poi c'è tutto il fenomeno Ghibli. No, c'è questo. C'è l'Europa prigioniera del dollaro qua. È l'Europa che per i dazi appunto è prigioniera del dollaro. Del dollaro. Poi dicevi c'è il fenomeno Ghibli?
No, ce n'è questo ancora. è- Ma quante vignette hai fatto questa settimana? Proprio prolifica al massimo. Secondo te dove si sentono Trump e Putin? Su WhatsApp, Ce l'hanno solo loro, però. ce l'hanno solo loro. Ce l'hanno solo loro. Poi, prossime. Per fortuna, Aspetta, so. qui c'è il fenomeno Ghibli. Allora, Qui c'è il fenomeno Ghibli, allora mi sono lo divertito sapevo, lo sapevo. Vai, dov'è Totò? questa cosa. Fammi e parlare questo con Totò un attimo, vediamo. eh, Allora, che secondo l'intelligenza artificiale, fenomeno Ghibli, un attimo, rientriamo. Allora, spieghiamo il fenomeno Ghibli. Il fenomeno Ghibli, diciamo, è una foto, diciamo, una vignettatura, no? Diciamo, un'animazione, una foto reale creata dall'intelligenza artificiale in animazione stile studio Ghibli, che è lo studio di un animatore giapponese famosissimo. Esatto, che ha creato tanti anime, si dice così, famosissimi in tutto il mondo. Ecco, quindi, quindi tutti a fare questa invasione. Allora, tu ti sei divertito a fare che? I personaggi nostri, della politica? I personaggi che tu spesso hai in studio o in collegamento. Quindi Aspetta, quello Michike, di prima chi è? Michike. Michike, è venuto bene però, dai. Che qua bisogna dire che l'intelligenza artificiale ci fece un po' i frati, come si dice. Prossimo. Allora, il prossimo è Lombardo. Qua Lombardo ci sempre, anche l'intelligenza artificiale ha riconosciuto che Lombardo è sempre incavolato fresco. Alla faccia truce. Incavolato fresco. Poi, prossimo, Schifani. Anche qui è venuta bene. Schifani. Venuta bene. Sì, ci arriviamo 50 e 10 anni. Totò, ti prego. Vai. E poi c'è ovviamente che... E questo sono io. Luca Qua sono venuto malissimo, dai, sono più bello dal vivo. Col quando vino. fuori trinca e si imbriaca. Ah, ecco, va bene. Tra l'altro tra un po' domani comincia il Vinitali, quindi a proposito, l'hai fatta apposta, no? L'hai fatta apposta, era a tempo. Va bene, ciao Totò, vai, oggi è sforato. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Allora, noi ci fermiamo subito dopo la sigla, comincia il dibattito, cominceremo con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, commissario inviato da Roma, Luca Sbardella, subito dopo la sigla. Eccoci qua dopo l'anteprima con Totò, oggi si è anche ghiblizzato Totò, insomma ci ha fatto vedere un po' di facce in stile cartoni animati. Rientriamo e oggi adesso cominciamo il dibattito sui temi che vi ho presentato in anteprima precedentemente, i dazi ovviamente, cosa rischia la Sicilia, ci collegheremo oggi con la piazza 5 Stelle per capire da che cosa è motivato questo no al riarmo, ma prima, come vi ho detto prima di andare di lanciare la sigla, saluto Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, inviato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Adesso cercheremo di capire che ci fa qua Luca Sbardella, no? Se appena lo sentirete parlare capirete subito che non è, come dire, autoctono, no? Lui è da Roma. Allora Sbardella, intanto benvenuto. Grazie, buonasera a voi, grazie a tutti, benvenuti a tutti i telespettatori. E che ci faccio qua? Ci faccio che molto semplicemente il nostro partito aveva un'organizzazione che ormai, diciamo, era da tanti anni. Avevamo un'organizzazione fatta dividendo la Sicilia in due parti. Avevamo un coordinamento sulla Sicilia occidentale e un coordinamento sulla Sicilia orientale. Questa cosa nasceva, diciamo, ce la portavamo dietro dalla vecchia organizzazione giovanile, del movimento giovanile di cui Giorgia è stata presidente, e quindi era stata replicata sul partito. Oggi ci siamo resi conto che non funzionava più bene e quindi dovevamo fondere le due entità territoriali. Avevamo un coordinatore nella Sicilia occidentale che era in carica dal momento in cui è stata costituita Fratelli d'Italia, avevamo che era Giampiero Cannella, attuale assessore alla cultura del Comune di Palermo, e avevamo Salvo Pogliese, che il senatore Salvo Pogliese. Ecumenicamente avete diviso la Sicilia, diciamo.
Ma era stata divisa proprio per una questione, perché quando è stata organizzata non si sapeva nemmeno chi dovevano essere i due coordinatori. Poi nel corso del tempo la Sicilia orientale ha cambiato più volte coordinatore fino a che l'ultimo era Salvo Pogliese. Si è deciso di fondere i due territori e di conseguenza serviva un passaggio attraverso un commissariamento per poter meglio far digerire questa, diciamo, ma siccome fusione. la politica ovviamente è fatta di retroscena, di racconti, anche di cose non dette pubblicamente, ovviamente questa scelta ha alimentato insomma anche dei retropensieri. Allora io le presento intanto il collega Curzio Sabella del quotidiano La Repubblica. Ciao a Curzio, che sarà con noi. Ciao, grazie per l'invito. Ciao a Curzio, e il collega Antonio Condorelli che è qui in studio con noi. Eccomi qua. Ciao Antonio. Eccomi qua. Tema molto caldo quello di Fratelli d'Italia. Eccolo qua. Hai visto che c'è Sbardella qui, insomma, il commissario. Adesso sbizzarritevi perché per 10 minuti, insomma, Sì, chiedetevi quello che volete, perché poi entriamo nel tema serio che riguarda i siciliani tutti, non solo quelli di Fratelli d'Italia, che sono i dazi e gli export, tra l'altro alla vigilia del Vinitali. Qualcuno di voi però ha il volume troppo alto, quindi dobbiamo un attimo abbassarlo, se no sento l'eco. Allora, Sbardella, la prima domanda la faccio io. Insomma, noi abbiamo detto in premessa che questo è un partito vivace, ovviamente, un partito che è cresciuto velocemente, tra l'altro in pochi anni, quindi ovviamente come in tutti i partiti c'è qualcuno che è più ambizioso di altri, no? Cioè, è nella logica delle cose. Poi insomma quando si arriva ad esasperare i toni, alla fine diciamo, qualcuno ci va di mezzo, no? Diciamo, gliela pongo così in maniera molto soft. L'ambizione è il sale, è il motore del mondo, quindi ovviamente l'ambizione aiuta i partiti a crescere, perché attraverso l'ambizione dei singoli, se si riesce a sommare le forze messe in campo, è normale che si raggiungano ottimi risultati. Fratelli d'Italia, devo dire, nulla si può dire ai coordinatori uscenti, perché Fratelli d'Italia comunque ha raggiunto dei risultati anche in Sicilia, dove rispetto vedendo i dati sembra in Sicilia un risultato inferiore rispetto al resto d'Italia, sembra aver raggiunto delle percentuali inferiori, ma ovviamente sappiamo bene che in Sicilia sono presenti dei partiti che nel resto d'Italia non sono presenti, e quindi diciamo la torta elettorale si divide in più persone. Però su questo noi abbiamo una ottima classe dirigente che è dislocata sul territorio abbastanza distribuita abbastanza equamente, e di conseguenza siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. A Curzio. Sì, buonasera, intanto piacere di conoscere l'onorevole Sbardella, ne approfitto subito. Lui sta giustamente un po' normalizzando la cosa, dice vabbè, c'era bisogno di un passaggio intermedio, di sistemare un po' le cose, però l'onorevole Sbardella arriva in Sicilia in un momento in cui Fratelli d'Italia vanta una classe dirigente di altissimo livello istituzionale, no? Abbiamo una seconda carica dello Stato, 2 ministri, un presidente dell'Assemblea regionale siciliana, fino a pochi giorni fa un vice capogruppo alla Camera, componenti del Consiglio di Presidenza alle Camere. La domanda è quella, cioè, com'è possibile che non si sia individuato un siciliano a guidare il partito qui? Quindi che cosa le ha detto in questo senso la Presidente Giorgia Meloni quando le ha chiesto questo impegno? Le ha detto cosa? Vada in Sicilia a fare? Vado in Sicilia a fondere le due entità territoriali e a rimettere in sesto il partito, molto semplicemente perché proprio tutte queste incarichi istituzionali che sono stati sono ricoperti da esponenti siciliani hanno fatto sì che ci si sia un po' distratti dal territorio. Questa cosa a livello centrale è stata notata, e uno degli obiettivi che mi è stato dato è stato proprio quello di riportare il partito in mezzo alla gente. Non che non ci stesse il partito nella gente, però non c'era in maniera omogenea. Bisognerà fare un lavoro, diciamo, sistematico di confronto, di attività sul territorio. Dove era più assente?
Dov'era in alcune province, no, non mi faccia non ci vede nessuno no, non ci vede nessuno, non è vero. No, ma non c'erano delle situazioni particolarmente negative, particolarmente bloccate, c'era una cosa da mettere a punto e ovviamente il problema qual era? Proprio l'idea di mettere un commissario per fondere i due territori. È più facile individuarlo all'esterno piuttosto che individuare uno sul territorio, che poi finisce uno per prevalere sull'altro e quindi ovviamente adesso si aprirà un processo, io diciamo aspiro a cessare il mio incarico il più presto possibile, quindi sono assolutamente impegnato nel aiutare a individuare un coordinatore unico che possa fare il lavoro che in questo momento sto facendo io. Antonio. Storia molto conosciuta nel mondo della destra e non solo, ma diciamo ora sta facendo un racconto un po' dem di quello che è accaduto soprattutto in Sicilia. Qui non si tratta di fondere dei territori, ma c'è da fondere le varie anime. Se non ci fosse il problema delle anime, Manlio Messina non si sarebbe dimesso dall'incarico che aveva, dal ruolo importante che aveva. Perché si è dimesso Manlio Messina? Voi siete stati anche insieme ieri durante il suo sopralluogo col ministro nella provincia di Catania. C'erano tutti, ce l'hai. C'eravamo tutti. Non c'era, guarda, davvero, io sono andato là per trovare la cosa, erano tutti insieme. Quindi, se volete io un assento ve lo dico, ma era un assento giustificato, quindi mancava il ministro Musumeci, ma molto semplicemente perché stava a Roma dove c'erano in corso gli stati generali della protezione civile e ovviamente è competenza del suo ministero e li aveva organizzati addirittura lui. No, allora, Manlio Messina perché sì? Quello di Manlio Messina è stato un atto di responsabilità, molto semplice, un atto di rispetto nei confronti del partito e nei confronti degli altri esponenti del partito che sono stati commissariati. Siccome Manlio Messina è un esponente di rilievo del nostro partito, nel momento in cui sono state azzerate le cariche, lui ha sentito l'esigenza di mettersi sullo stesso piano. E molto semplicemente ha deciso lui, si è dimesso, non è stato rimosso come gli altri per assurdo. Quindi... Che atmosfera sta respirando nei confronti del governo regionale guidato da Renato Schifani? È vero che lui gestisce in prima persona gli assessorati anche che sono riconducibili a Fratelli d'Italia, alcuni? Che atmosfera sta respirando? Questa è una cosa che sento dire in giro, ma non ne ho avuto riscontro. I nostri assessori sono altrettanto bravi, altrettanto in gamba, altrettanto impegnati nell'attività regionale. Con il presidente Schifani c'è una ottima attività di collaborazione e di lavoro di squadra e si lavora quotidianamente. Guardi, lo raccontavo prima al conduttore Ciliberti, ho appena ricevuto la notizia che il nuovo treno Sicilia Express istituito per Pasqua in meno di un'ora ha esaurito tutte le prenotazioni disponibili, il che vuol dire che il governo regionale, in questo caso il nostro assessore Aricò, che è molto apprezzato, sta dando risposte a quelle che sono le esigenze del territorio, alle esigenze dei siciliani, non solo in Sicilia, perché poi il Sicilia Express è dedicato più ai siciliani che devono tornare a casa piuttosto che ai siciliani che partono. Quindi si andrà verso un congresso sostanzialmente? Allora, noi abbiamo, i nostri coordinatori regionali sono tutti di nomina da parte della Presidente Meloni, però teoricamente si potrebbe fare anche un congresso, ma credo che si vada incontro a una individuazione e nomina diretta. Senta, che atmosfera si respira nei territori? Anche perché tra pochi giorni ci saranno anche queste elezioni alle province dove Fratelli d'Italia gioca oggettivamente una partita da player importantissimo. Ci sono delle aree oggettivamente, Siracusa, Catania, ma anche... Guardi, poi le parlo delle province, dei liberi consorzi. Esatto, abbiamo le provinciali, romanticamente. Guardi, io sono arrivato come commissario in Sicilia e è in corso la nostra stagione dei congressi comunali. Noi stiamo in tutta Italia svolgendo i congressi comune per comune. I congressi provinciali li abbiamo fatti l'anno scorso e adesso siamo scesi di livello e siamo andati ai congressi comunali. Io ho partecipato al congresso comunale di Enna, al congresso comunale di
Gela, di Bagheria, di alcune zone della provincia di Catania. Oggi vengo dal congresso della città di Siracusa. Devo dire, io ovunque trovo sale strapiene, un partito molto giovane, sveglio, dinamico, una voglia di partecipazione molto importante. Devo dire che io delle volte mi guardo intorno e dico, secondo me qua non c'era bisogno di un commissariamento. Questa è una missione. Curzio. Poco fa Antonio accennava ai rapporti col Presidente della Regione. Il Presidente della Regione che si sta distinguendo anche recentemente per il suo decisionismo, no? L'ultimo caso riguarda l'aeroporto di Palermo, ha di fatto portato alle dimissioni dell'amministratore delegato Riggio, un aeroporto il cui presidente, cioè la società che gestisce l'aeroporto, è presieduta da un uomo di Fratelli d'Italia, il presidente Curafato. Lo aveva già fatto anche in altri casi, con ad esempio Agrigento Capitale della Cultura, sul comune di Palermo è intervenuto auspicando di fatto la sostituzione di un assessore. Ecco, volevo chiedere a Fratelli d'Italia, questo decisionismo del presidente della regione piace o pensate che magari su alcuni aspetti dove per esempio la regione non è direttamente implicata, come il caso dell'aeroporto, serva, non so, un maggiore dialogo, un maggiore confronto all'interno della maggioranza? Guardi, il problema degli aeroporti in Sicilia è un problema reale, anche di questo parlavamo prima, accennavamo prima dell'inizio della trasmissione. Per la Sicilia gli aeroporti sono per assurdo molto più importanti che per tutto il resto del territorio nazionale, perché qui è fondamentale per potersi muovere, per poter raggiungere il resto d'Italia, il mezzo di trasporto ovviamente più utilizzato è l'aereo e di conseguenza c'è molto più l'esigenza di avere degli aeroporti che funzionino bene, che diano risposte, che siano funzionanti. Io devo dire la verità, non conosco perché l'ho scoperta stamattina attraverso le dimissioni di Riggio e non ho letto nemmeno quali erano, diciamo, le polemiche tra i due, però onore a Vito Riggio che entra in polemica con il vertice politico del posto dove diciamo sta che è uno operando che esatto, è uno che non ha bisogno di stare lì abbarbicato alla sedia e di conseguenza entra in polemica e si dimette, lascia il posto, lascia spazio a chi può venire dopo di lui e obiettivamente noi stiamo aprendo un faro anche sulla gestione dell'aeroporto di Catania, perché anche l'aeroporto di Catania secondo noi può avere una gestione migliore di quella che ha in questo momento e deve essere sviluppato, bisogna stare sempre attenti a mettere a punto tutto ciò che non funziona, perché l'aeroporto deve funzionare al 100%, al 1000 per mille. Antonio, ma chiedevo scusa, ma chi c'è? Mi piace questo intervento, questo intervento in prima persona del Presidente o, come dire, avete la necessità di maggiore coordinamento, maggiore confronto? Non lo sentite questa esigenza? Guardi, il confronto c'è e continuo. Consideri che io ho, a parte personalmente, un rapporto ottimo col Presidente Schifani perché io lavoravo in Senato quando lui era Presidente, ma a prescindere da questo che è una questione più personale che politica, ma il Presidente Schifani è sicuramente una persona che non tralascia le cose, che non le porta, che non le trascina nel tempo. Quando è necessario io sono sempre favorevole all'interventismo, a condizione che non diventi un'abitudine o che non vada a violare diciamo, situazioni dove non c'è bisogno, ognuno dove magari spazi, diciamo, no? Esatto. Ma questo per ora non abbiamo, non ne abbiamo avuto. Antonio, andiamo all'ultima domanda e poi andiamo a chiudere. Al volo però è una cosa cruciale, perché in Sicilia durante quest'inverno le temperature si sono accese non solo in Fratelli d'Italia con il caso Auteri. Lei cosa ne pensa di questo caso Auteri, del comportamento di Auteri e soprattutto di quello che è accaduto? Guardi, allora, del caso Auteri se ne sta occupando il collegio di garanzia del partito, quindi sta subendo una sorta di processino interno su cui ci sono degli esperti che si stanno leggendo le carte, stanno valutando i fatti e prenderanno una decisione. Nel frattempo Auteri ha giustamente deciso di autosospendersi e di spostarsi al gruppo misto. Che vi devo dire?
diciamo un mio impressione, mi sembra di capire che tutta l'attività svolta da Auteri aveva, diciamo, degli elementi di inopportunità, ma mi sembra che non ci fosse nulla di illegale. Poi sui comportamenti dei singoli andremo sui singoli fatti stanno approfondendo chi di dovere all'interno Ma del lui partito. è presente in questa fase di discussioni che lei sta avendo in Sicilia, di rinnovamento del partito, non è fatto fuori sostanzialmente? Io non l'ho mai incontrato in nessun nostro congresso, in nessun evento pubblico. Senta Sbardella, in chiusura... Conoscevo Auteri da prima, ma lo conoscevo quando era un nostro deputato regionale. Io ho sempre lavorato sull'organizzazione del partito e quindi era uno dei nostri esponenti. In questo momento non sta partecipando alle fasi congressuali, agli eventi che sono organizzati sul territorio. Senta Sbardella, in chiusura, così un po' di curiosità, quante telefonate ha ricevuto? Cioè quante richieste di incontri ha ricevuto per sentire, noi le chiamiamo le lastime, cioè le lamentele? Probabilmente lei ha avuto una informazione, perché una delle cose di cui mi sto lamentando in questi giorni è che la telefonata media con un qualsiasi siciliano dura almeno il doppio della telefonata media con qualsiasi altro esponente. Cioè quello che una persona normale dice in 2 minuti, un siciliano ha bisogno di una telefonata di 3-4 minuti. Quindi questo io lo dico scherzando sempre, perché no, purtroppo qual è il problema? È che io mi lamento perché invece avrei bisogno di telefonate ancora più brevi, perché ne stanno arrivando molto. Ovviamente la Sicilia, sto quasi rimpiangendo la Sicilia divisa in 2 coordinamenti, almeno c'erano 2 persone che se ne occupavano. Uno che si occupa di tutto è abbastanza una missione. Allora facciamo così, Sbardella, ci fermiamo, poi facciamo intervenire gli altri ospiti. Vedo collegato, lo saluto adesso perché lo vedo collegato già Filippo Scerra, parlamentare di Siracusa, del Movimento 5 Stelle a Roma. Buon pomeriggio Scerra. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Adesso resti là, andiamo in pubblicità, poi con tanti altri ospiti apriamo il dibattito sui temi, insomma, più sulla pelle dei siciliani, più sulla pelle in questo caso anche degli italiani. Partiamo da questi dazi imposti da Donald Trump. Che significa, che significheranno per la Sicilia, per i siciliani, per gli italiani? Subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora saluto gli ospiti, è rimasto con noi Luca Sbardella, deputato di Fratelli d'Italia e commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia. Ci ha raggiunto il professore Marco Romano, professore dell'Università di Catania, buon pomeriggio, di economia ovviamente all'Università di Catania, non a caso, e il professore senatore Antonio Nicita. Lo dico a caso professore perché appunto oggi parliamo anche di temi che riguardano l'economia e dobbiamo essere, lo dico ai professori, molto chiari perché insomma i siciliani vogliono capire che cosa sta succedendo. È rimasto con noi Accursio Sabella, abbiamo salutato prima Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è a Roma per manifestare con i 5 Stelle contro il riarmo, che è una di quelle politiche insomma, che secondo il Movimento 5 Stelle penalizza anche l'economia interna del paese, perché dice con quei soldi potremmo fare tante altre cose, ma questo ce lo spiegherà lui. Allora io parto dal professore, perché il professore ci deve dire un attimo che cosa sta, dal professore Romano, ci deve dire un attimo che cosa sta succedendo. Professore, allora arrivano questi dazi, le borse sono impazzite, Milano ieri ha perso oltre il 6%, cioè una cosa indescrivibile. È inutile che sto a dire quanti miliardi sono stati persi dalle borse mondiali, perché è difficile da comprendere anche per me, e quindi insomma che cosa sta succedendo? Diamoci da fare, perché di fronte a un problema diciamo così strutturale, fermo restando che speriamo che questa politica possa durare il meno possibile per riportare quella la risorsa più preziosa dei mercati, che è la fiducia. Quindi speriamo che si possa affrontare questo periodo di transizione con la famosa calma e sangue freddo che è necessario, ed è necessario agli imprenditori che, credetemi, sanno risolvere i problemi molto meglio, con tutto il rispetto, della politica. Oggi cambia un contesto, cambia in questo modo il contesto di riferimento. Immagino che gli imprenditori già si sono adeguatamente attivati per cercare di riformare, sicuro, secondo me ci hanno capito per ora niente neanche loro. Guardi, faccio vedere, professore, e anche gli ospiti, faccio vedere questa scheda curata da Simona Mazzone che riguarda proprio diciamo, l'inquadramento diciamo, dal punto di vista dell'economia di questa questione dei dazi, e poi la discutiamo. Per gli
years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. Trump fa un passo indietro di un secolo. L'imposizione di dazi al 20% verso l'UE e il resto del mondo è sicuramente una svolta epocale per gli Stati Uniti. Per l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, su dati Eurostat, il dazio medio per il commercio americano passerebbe dall'1,4% degli anni di massima liberalizzazione al 13%, vicino ai livelli toccati tra le due guerre mondiali. Esattamente un secolo fa, quando però il ruolo del commercio internazionale sul PIL mondiale era intorno all'8%, meno di un terzo rispetto al 29% di oggi. E i dazi al 20% sarebbero un colpo per tutti i paesi, Stati Uniti inclusi. L'UE tuttavia risentirebbe di una riduzione PIL doppia, meno 0,4% rispetto a quella americana, meno 0,2%. All'interno dell'Europa quella tedesca è l'economia più esposta, mentre l'Italia si situa intorno alla media UE. Sulle auto colpite da un ulteriore dazio l'Europa rischia molto. Ancora, secondo l'ISPI, dal punto di vista settoriale, l'Italia è più esposta sui prodotti finiti, in quelli chimici e nell'alimentare. Le esportazioni di macchinari e veicoli verso gli Stati Uniti valgono quasi 24 miliardi di euro. Nell'alimentare il settore più esposto per l'Italia è quello delle bevande, alcoliche e non, con il 25% delle nostre esportazioni dirette verso gli Stati Uniti. Importanti anche i settori di cereali, prodotti caseari e delle uova. Insieme il loro valore si avvicina a quello delle bevande, anche se l'esposizione media di questi settori verso gli Stati Uniti è dimezzata. L'UE riuscirà a restare unita e a negoziare con una sola voce, o ciascun paese europeo proverà a parteggiare per sé in quei settori per i quali è più esposto nei confronti degli Stati Uniti? Senatore Nicita, i numeri erano giusti, no? Sì, i numeri giusti. La domanda finale del servizio in realtà deve essere superata, perché è impensabile per la struttura dei dazi del commercio internazionale che ci possano essere sui dazi delle posizioni nazionali. Ci possono essere degli accordi evidentemente, ma non incidere sul dazio, perché il dazio è non soltanto orizzontale, cioè riguarda tutti i prodotti, ma anche le contromisure e gli accordi si faranno soprattutto a livello europeo. Questo non significa che poi qualche Stato possa cercare di negoziare qualcosa. Il punto che bisogna dire e ricordare, senza entrare troppo nelle questioni tecniche, è che quelli che ha messo Trump non sono dazi, sono super dazi, cioè lui sostanzialmente ha fissato, lui o chi lo ha consigliato malissimo, ha fissato una quota di dazi per tutti i paesi uguale al rapporto tra il disavanzo commerciale e il totale, diciamo così, delle importazioni di quel paese. Quindi diciamo lui sta cercando di implementare una misura di prezzo che dovrebbe far rientrare, secondo questa impostazione, tutta la parte di mercato che secondo loro non va negli altri paesi a favore degli Stati Uniti. Questa cosa ovviamente non accadrà, io penso che abbia una natura soprattutto di carattere negoziale, però rivela un principio, ha già creato tantissimi danni, evidentemente dobbiamo riformulare la nostra organizzazione economica, siamo un po' indietro come paesi. Non c'è il rischio intanto per gli Stati Uniti di andare in recessione con questa? Sicuramente sì, tant'è vero che no, secondo me c'è la recessione anche perché comunque siamo cresciuti poco. Ricordo a tutti che noi veniamo da un crollo mondiale per la pandemia, poi c'è stata una ripresa di crescita economica dovuta agli interventi post-pandemici che ha generato, assieme alla spinta purtroppo della guerra in Ucraina, una spinta inflazionistica in tutti i paesi avanzati. E la spinta inflazionistica di per sé fa ridurre i tassi di crescita. Se a questo ci aggiungiamo la mancanza di fiducia e ovviamente l'incertezza, questo sicuramente ci porta in recessione. Dopodiché, come tutte le cose che capitano nell'economia, si aprono degli spazi, però di sicuro noi avremo, se le cose continuano così, una recessione lunga, e io penso che soprattutto l'Europa dovrebbe aiutare molto, nel senso abbiamo un immediato bisogno di dare sostegno ai settori più esposti e poi cercare di diversificare le nostre attività. Sbardella.
su questi temi, diciamo, il governo si muove da solo, vi dovete muovere per forza stavolta tutti insieme. Non c'è dubbio che sono temi su cui ci si deve muovere tutti insieme, addirittura ci si deve muovere insieme all'Europa. Ma già però, insomma, se non ci dobbiamo muovere, se non mi pare che vanno affrontati diciamo, senza speculazione politica, su questo non c'è dubbio. È normale che Trump, come aveva promesso diciamo, durante le elezioni, sta cercando di fare il più possibile per rilanciare l'economia degli Stati Uniti. Lo fa con questa cosa che io spero sia un'attività prettamente negoziale, prettamente allarmistica, per poter essere ascoltato di più, per dare... A me l'impressione che ho io è che lo faccia anche proprio per dare una svegliata all'Unione Europea, perché mi sembra di capire che lui voglia far sì che l'Unione Europea si renda conto che il mercato mondiale è completamente cambiato e di conseguenza bisogna prenderne atto e agire insieme. È comprensibile che lui vada a difendere quelle che sono le produzioni che stavano scappando dagli Stati Uniti. E che ho l'impressione, no, che guardo anche Scerra, guardo anche i colleghi, che secondo me sta cambiando qualcosa anche dal punto di vista delle alleanze economiche in qualche modo, cioè c'è un nuovo assetto. No? L'idea è quella di riconsiderare la globalizzazione in termini di regionalizzazione. E quindi la globalizzazione, spieghiamolo, insomma tutto quel mercato unico, globale, dalla Cina arrivano i componenti. Oggi parliamo di omnicanalità, oggi compriamo da qualsiasi parte del mondo attraverso piattaforme digitali che si trovano sia in Cina che negli Stati Uniti, piuttosto che Taiwan. Spesso non sappiamo neanche in quale paese sono localizzate, compriamo prodotti che vengono realizzati in qualsiasi Oggi leggevo, scusi se interrompo professore, oggi leggevo che persino diciamo, gli iPhone, possiamo tranquillamente dire, della Apple, secondo una logica diciamo, di applicazione dei dazi eccetera, con la componentistica che prevalentemente viene dall'Oriente, arriverebbero a costare il 43% in più rispetto diciamo, al prezzo. Ma perché il punto è questo. Anche le Nike, bravo, facciamo l'esempio vietnamita. Una delle cose diciamo, deludenti della globalizzazione è che noi abbiamo pensato di applicare mercati, aprire mercati, gli scambi internazionali, pensando che l'economia avrebbe contagiato, lasciatemelo dire così, il diritto, per cui il diritto e i diritti, per cui sostanzialmente alla fine anche i diritti dei lavoratori si sarebbero in qualche modo omologati tra paesi in via di sviluppo e paesi avanzati. Il vantaggio competitivo di produrre altrove è essenzialmente questo, cioè le scarpe Nike, secondo la teoria di Trump, da domani dal Vietnam dovrebbero andare negli Stati Uniti, ma non costeranno più lo stesso prezzo. Dovrebbero le automobili, essere prodotte negli Stati Uniti. Le automobili con i componenti, lo scopo che lui annuncia è quello di reindustrializzare, ma prima di tutto ci vorrà molto tempo. In secondo luogo, non penso che i lavoratori americani, compresi quelli che hanno accompagnato Trump nel suo annuncio, saranno contenti di avere $200 al mese come quelli che vengono pagati dalle industrie americane nei paesi delle. Quindi è proprio una distorsione che diciamo serve probabilmente come arma negoziale. E quindi se un'arma negoziale non durerà, ha prodotto degli effetti di breve periodo di incertezza. Se dovesse andare avanti ci dobbiamo aspettare recessione ed una grande delusione politica, perché sicuramente ci sarà un fenomeno evidentemente indotto di reindustrializzazione, ma non avverrà in tempi brevi, quindi non potrà sostituire i prodotti, ci sarà inflazione, ci sarà svalutazione del dollaro, tant'è che c'è chi sostiene che tutto sommato la svalutazione non gli vada male, però devo dire, sentendo anche colleghi economisti, sia italiani che stanno in America, sia americani, nessuno riesce a trovare una teoria che dia senso a quello che sta accadendo, cioè non stiamo parlando di un dazio del 2%, cioè stiamo parlando di una cosa che veramente... Scerra, in Germania stanno riconvertendo le fabbriche, lo sa, no? Per quello contro cui oggi voi scendete in piazza, cioè per diciamo, trasformarla in industria bellica. Sì, mi permetto di dire che sono d'accordo con i professori, c'è un tentativo di spezzare le catene globali del valore,
per un paese come l'Italia, ma anche per l'Unione Europea, ma in particolare per l'Italia, un paese che non ha un'indipendenza energetica, che quindi importa, diciamo, dall'estero energia, un paese che basa tanto il suo PIL sulle esportazioni, è ovvio che questo ci creerebbe e ci creerà un problema. La domanda che faccio a me e che faccio a voi è: come siamo arrivati a questa proposta di Trump? Siamo arrivati pronti come sistema Italia e come paese Italia o non siamo arrivati pronti? Io penso che non siamo arrivati pronti e quindi questo governo comunque è responsabile di aver minimizzato in questi mesi. Addirittura Matteo Salvini diceva che i dazi sono un'opportunità. Mi pare di capire in questa discussione iniziale che siamo unanimemente preoccupati che ci potrebbe essere una contrazione globale dell'economia, e quando c'è un vicepresidente del Consiglio, anche un presidente del Consiglio che dice non vi preoccupate, che risolviamo, che io con Trump siamo amici, risolviamo noi, poi si creano problemi per le aziende italiane. Per quanto riguarda l'industria tedesca, per rispondere alla sua domanda, è ovvio che il famoso piano di riarmo, quello da 800 miliardi, che mette 800 miliardi di euro per far riarmare un continente, ma in particolare, come diceva lei, per far riarmare la Germania, perché diciamo, la deroga dal patto di stabilità e crescita può essere sfruttata da un paese che ha una grande capacità fiscale come la Germania. Quindi si prevede, nell'arco dei prossimi anni, una Germania che spenderà 1.000 miliardi di euro per le armi, un'Italia che non ha quella capacità e che non la spenderà, quindi ci sarà una diversificazione, una differenziazione tra i vari paesi europei. Il sistema Italia è sempre più indietro, stiamo in direzione sbagliata. Se si voleva fare un qualcosa si dovevano ottimizzare le spese dal punto di vista della difesa. Dico che questo piano di riarmo è un piano di riarmo che sceglie le armi invece che la sanità, che sceglie le armi invece che il welfare, che sceglie le armi invece che lo sviluppo delle regioni meridionali come la Sicilia. Questa è la scelta che sta facendo il governo Meloni. Per questo siamo qui a protestare con tantissimi cittadini. Devo dirvi che oggi c'è una marea di gente, tutti consapevoli del fatto che questo governo e questa Europa stanno andando in una direzione che è disastrosa. Io dicevo, raccolgo anche, come dire, la provocazione. Chi parla? Chi è? Antonio, dovete alzarmi il volume di Antonio perché sennò lo sento quando interviene. Ecco, prego. Vorrei fare una domanda ai politici. Questa strategia di Trump, questa misura economica che ha anche e soprattutto un valore politico. Io sono stato a Gela i produttori, che è storicamente la piana agricola più florida, una delle più floride della Sicilia. I produttori di carciofi, non solo per il fatto che 3 dighe non riescono a fornire acqua, mi hanno detto che loro negli ultimi anni conviene importare i carciofi dalla Tunisia anziché produrli qui. Ora, questa misura dei dazi a un governo come quello di Fratelli d'Italia, ma anche agli economisti, non fa venire in mente che forse l'Italia si è lasciato un po' andare un po' troppo con le importazioni degli agrumi, dell'olio, delle arance, e che non sia necessario porre in essere qualche misura non per sfavorire gli altri come lascerebbe intendere Trump, ma per favorire gli imprenditori siciliani. Professore Romano annuisce. Io, se mi permette di dire, non sono un politico ma intervengo a supporto di questa tesi. È un'opportunità per prendere coscienza dell'idea che noi tutti promuoviamo. Il Made in Italy deve essere realizzato in Italia e deve essere concretamente valorizzato all'estero. Capisco bene questo tema. Noi abbiamo spacciato per Made in Italy prodotti che vengono confezionati e quindi che vengono realizzati nell'ultima fase della catena del valore in Italia. E questo nell'agroalimentare come nel lusso, nelle famose 3F, food, furniture e fashion. Quindi noi abbiamo una grandissima responsabilità. Qualsiasi shock, la pandemia ai noi, la guerra ci ha messo di fronte a realtà, la cruda realtà. E siccome io credo negli imprenditori, io sono un professore di imprenditorialità, studio la gestione delle imprese, credo che la funzione imprenditoriale è quella di risolvere i problemi, e per questo sono assolutamente fiducioso che gli imprenditori già da ieri, da quando Trump è stato, come dire, faceva la campagna elettorale, hanno costruito, ricostruito, riorganizzato alcune filiere per riconfigurare il sistema del valore. Non ci dimentichiamo che durante il periodo dell'embargo per la guerra tra Russia e Ucraina, alcuni paesi come il Kirghizistan, che forse molti di noi non sanno dove si trovano, non lo so dove scontrano e sta proprio al perimetro, al confine con la Russia, hanno tassi di incremento del commercio estero chiaramente che rappresentano la classica triangolazione commerciale. Quindi non ci dimentichiamo che il commercio, le risorse
riescono a essere riconfigurate. Certo, i nostri piccoli e medi produttori agroalimentari saranno attrezzati, saranno in grado di riconfigurare le loro catene del valore? Probabilmente non tutti, ma non c'è dubbio che il consorzio parmigiano reggiano italiano piuttosto che il consorzio che produce pomodorini di Pachino avranno delle competenze che dovranno in qualche modo mettere sul tavolo per capire come riconfigurare anche i margini, perché qui è un problema: il Dazio lo pagherà l'impresa che negli Stati Uniti sdoganerà la merce che arriva dall'Italia. Allora, scusi un attimo professore, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Io però pensavo di non averlo ancora collegato. Dovrebbe esserci, mi dicono dalla regia, anche Antonio Rapisarda, il collega Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Ciao Antonio, ci sei? Mi dicono che è collegato, io non lo vedo. Vabbè, allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi salutiamo anche il direttore Antonio Rapisarda. In diretta, eccoci qua, rientriamo con... Avevo detto che avremmo chiamato dal rientro Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, perché mi dicevano che era in collegamento. Antonio, ci sei? Ah, eccolo qua Antonio. Oggi insomma, vabbè, recuperiamo, insomma, come va? Hai seguito la discussione, insomma, oggi stiamo parlando di un tema... Io mi complimento perché è stato veramente 3/4 d'ora di grande servizio pubblico. I tuoi ospiti sono stati... Io ho preso appunti, ho studiato come uno studente. Detto dal direttore, insomma. Allora, Antonio, insomma, qui c'è, come dire, una questione che poi... Io ho quasi la percezione che... Diciamo, a parte il racconto, diciamo, dei media che fanno, dei giornali che cercano ovviamente di approfondire tutto, io credo che gli italiani non la percepiscano bene questo rischio, questo pericolo diciamo, che noi vediamo già, del quale noi vediamo già lo spettro. Domani, ad esempio, si aprirà il Vinitaly a Verona, la più grande fiera europea del vino. La Sicilia, che di solito fa la parte del leone in questa fiera del vino, già da settimane ha tutte le esportazioni verso gli Stati Uniti bloccate. Totalmente bloccate, cioè la Sicilia non sta vendendo in questo momento, se non con i dazi, il vino agli Stati Uniti. Dazi significa che ovviamente un mercato che potenzialmente comprava una bottiglia a un prezzo X, oggi dovrà comprarlo a un prezzo X più Y, professore, giusto? Professore e quindi la domanda, se il prodotto è di grande qualità, non succederà nulla, perché chi lo compra ha una disponibilità. Se il prodotto è un prodotto di media qualità, ovviamente sarà sostituito. Il problema del vino italiano è questo. Antonio, prego. Noi abbiamo una graduazione abbiamo eccellenze, abbiamo anche però grande vino di massa. Infatti i produttori italiani più preoccupati, sia in Sicilia che in Toscana, sono quelli, sono quelli che vendono anche ad altri, tra l'altro. Esatto. Cioè è la grande produzione di massa, perché comprime, come abbiamo detto, i margini. Antonio, io cerco di fare un discorso... Mi affido al giornalista, diciamo, al divulgatore, ecco. Un discorso appunto da divulgatore. Allora, è chiaro che da una parte i prodotti cosiddetti premium italiani, no? I prodotti di grande marca, i prodotti che possono essere prodotti solo in Italia non avranno problemi. Io abbiamo letto in questi giorni diverse testimonianze da parte del punto di imprenditori del settore agroalimentare, vinicolo, e da quel punto di vista non ci dovrebbero essere grandi problemi, anche perché ci sono già stati i dazi, non solo quelli di Trump che sono considerati cattivi, ma pure i dazi dei buoni, i dazi di Obama, i dazi di Biden, e si sa che un po', diciamo, nella letteratura giornalistica, in base a chi vince o chi perde le elezioni, lo stesso fenomeno viene interpretato. Questo, diciamo, siamo in Italia, nel bene e nel male, sappiamo benissimo com'è. Dall'altro punto di vista è chiaro che ci potrebbe essere, ma ci sarà un problema per quei prodotti di fascia media, anche se non sono tipicamente italiani. Noi non produciamo materiale, tra virgolette, banale, ma appunto per questo la Premier Giorgia Meloni lo ha detto con molta chiarezza, diciamo, raccontando anche e invocando calma e sangue freddo nell'affrontare il problema dei dazi. Noi esportiamo negli Stati Uniti il 10%, c'è un restante 90% che si chiama mondo, cioè tutto un mondo oltre gli Stati Uniti, e in questo mondo il 60% delle nostre esportazioni, indovinate dov'è? Qui in Europa. Allora qual è il problema? E aggiungo un elemento
mi auguro di riflessione anche per i nostri professori di studio, per i colleghi, anche per l'onorevole Sbardella che saluto. Attenzione, quello che ha fatto Donald Trump quando ha annunciato i dazi, chi c'era vicino a lui? Non c'erano i magnati della Silicon Valley, non c'era Elon Musk, non c'era Peter Thiel. Indovinate chi c'era? C'era un sindacalista del Michigan, no? Quel sindacalista col caschetto da lavoratore. Cosa vogliamo dire? Che lui con queste misure sta parlando a quel ceto medio, quel piccolo ceto medio impoverito americano che è stato il cosiddetto sconfitto della globalizzazione. E allora attenzione, questo problema dei dazi, l'unico modo politico per interpretarlo e per reinterpretarlo è quello di ricalibrarlo in un'occasione. Quell'occasione si chiama l'immenso mercato interno degli Stati europei e io parlo chiaramente dell'Italia in particolar modo, dove c'è un ceto medio, un piccolo ceto medio che viene non solo tartassato, ma è da 30 anni che non accredita nel suo stipendio una parola magica chiamata aumento salariale. Ecco, questa è la grande occasione per ricalibrare le nostre politiche interne, per ricalibrare appunto le tasche degli italiani, perché è giusto che gli italiani possano arrivare a comprare i grandi prodotti italiani e quindi non solo esportarli, ma anche esportarli nelle nostre tavole, nelle nostre cucine. Che sta succedendo? Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, l'organo più vicino al Io devo anche dirgli che oltre professore sono senatore del PD. Moretti, una cosa di sinistra, no? Ha detto una cosa di sinistra che noi condividiamo. Ma senatore, Trump ha fatto una cosa di sinistra. Vabbè, Trump, do un consiglio a tutti noi: prima di dare aggettivi prendiamoci del tempo, perché in questo momento, al di là del colore politico, è veramente irrazionale, perché i primi che non saranno tutelati sono proprio quelle famiglie lì a più basso reddito, perché quando tu hai misure che anche per non è che basta fare una ricetta economica, se la ricetta economica non viene compresa dai mercati emerge l'irrazionalità, l'incertezza, le persone tenderanno a risparmiare. L'isteria che è quella che manda poi. La domanda si ridurrà, quindi che noi stiamo entrando in una recessione se queste cose. Io la spiegazione personale che do quando ho visto questa cosa qui, ho detto si sta aprendo un negoziato per cui l'Europa unita deve rispondere, però e in questo abbiamo una posizione diversa. Scusi, senatore, se la interrompo, posso fare sentire Ettore Prandini, del presidente di Coldiretti, che rappresenta poi insomma quegli agricoltori, no? Quella fascia dell'agroalimentare che lavorano, si spaccano la schiena sui campi, al di là delle imprese che poi nascono, insomma in questo settore come dice lui ormai ha bisogno della laurea, non più della vanga. Guardate cosa ne pensa proprio sull'Europa. Lui ha detto una cosa molto sensata secondo me. Presidente Prandini, i dazi si abbattono sul mercato dell'agroalimentare in maniera pesantissima. Sì, purtroppo le notizie delle ultime ore sicuramente non ci rallegrano. L'introduzione con un aumento di tassazione del 20% penalizza in modo particolare l'agroalimentare italiano, che è quello che si è distinto di più negli ultimi anni in termini di crescita sul mercato statunitense. La nostra stima è che se non fossero stati introdotti i dazi nell'arco di 3 anni poteva diventare in assoluto il primo mercato per importanza. Dobbiamo essere fermi in una reazione di carattere diplomatico, senza reagire di pancia con una risposta, con introduzione da parte nostra di altri dazi nei confronti del mercato statunitense, per cercare già nelle prossime settimane, quando ci sarà la visita di Vance proprio in Italia, di riuscire a recuperare un dialogo di carattere costruttivo. E questo diceva Giorgia Meloni potrà fare qualcosa, muovendosi da Italia? Ma io penso che sia corretto che ogni capo di Stato possa mettere in campo tutti quelli che sono i rapporti anche di carattere personale che si sono costruiti in questi anni, ma è altrettanto chiaro che mai come in questo momento storico l'unica vera grande interlocuzione deve essere portata avanti dall'Europa, perché se noi ci dovessimo dividere faremmo solo il gioco degli Stati Uniti o di altri continenti che vogliono un'Europa debole, vogliono un'Europa divisa e magari lasciando qualche piccolo spazio o qualche piccolo Stato membro, ma che è assolutamente ininfluente rispetto a uno scenario di carattere globale, soprattutto in termini politici.
una penalizzazione in termini di tassazione sul mercato statunitense favorirà sicuramente una maggior presenza di prodotti che richiamano l'italianità ma che con l'Italia non hanno nulla a che fare. Ricordiamoci che quando Donald Trump parla di trasparenza sui mercati è vero esattamente l'opposto. Purtroppo il mercato statunitense è il primo mercato per importanza con la presenza di prodotti contraffatti che richiamano l'italianità, che hanno un valore complessivo di 40 miliardi. Questo è un tema, no? Prandini, insomma, che rappresenta gli agricoltori, dice attenzione, dice, perché qui ci può essere il danno e la beffa, muoviamoci tutti uniti, loro, gli agricoltori, quelli che protestavano singolarmente, i francesi col latte, gli italiani, insomma, protestavano su altre questioni che riguardavano appunto i pesticidi, eccetera. Adesso dice muoviamoci tutti insieme, ma attenzione, perché gli Stati Uniti così alimentano il mercato del del cosiddetto Italian sounding, no? Quello che assomiglia all'italiano, il parmesan, no? Tutte queste però devono produrre negli Stati Uniti per aggirare i dazi, perché altrimenti se lo producono in altri paesi, perché il problema della produzione dell'Italian sounding e dei prodotti contraffatti nel 90% dei casi non avviene negli Stati Uniti, ma avviene in altri paesi che non è l'Italia, che non è l'Europa, e che viene esportato negli Stati Uniti parallelamente ai prodotti originali. Ma il latte anche quelli pure loro, ce la fanno a fare il parmesan. Ce l'hanno, però non... Se possibile, domanda per i professori. Prego, Scerra quando vuole, io non la vedo sul monitor, quando vuole intervenga. Riepiloghiamo anche per... Scusate, se permettete, perché purtroppo devo andare, che sta per intervenire il capogruppo alla Camera e devo Che è successo? Dove sta per intervenire? Discussione interessante. È sul palco. Ah, sul palco, perché già comincia. Allora, Scerra, lei mi deve fare una promessa, visto che lei è siciliana, deve venire qui in studio, perché... Vengo in studio, discussione interessantissima, devo dire che sono anche d'accordo con quello che ha detto il dottor Rapisarda, non sempre siamo d'accordissimo, ma quando dice di rafforzare il mercato unico, quindi rafforzare il mercato unico europeo, io sono d'accordo. Il problema è se tu sottoscrivi un patto di stabilità e crescita che non ti permette manco di fare investimenti, che non ti permette quelle politiche espansive ed anticicliche che in questi momenti sarebbero indispensabili per aumentare la domanda aggregata, è un problema. Questo l'ha sottoscritto Giorgia Meloni, ricordiamolo. Sono d'accordo sul fatto che si debbano aumentare gli stipendi, ma se il nostro governo è contro il salario minimo, è ovvio che non vuole un aumento medio degli stipendi. Quindi ci sono tutta una serie di strategie politiche che vanno nella direzione sbagliata e che spero che si correggano. Ma ne parliamo. No, Scerra, un attimo, riesci a stare con noi un altro minuto? Perché le voglio fare sentire cosa ha detto il ministro Foti ieri a Catania sulla piazza vostra di oggi. Sentiamo. È indubbiamente una situazione nella quale bisogna tenere i nervi saldi, a non drammatizzare, perché diversamente si realizza un processo sicuramente peggiore di quello in atto. Dobbiamo necessariamente, per quanto riguarda l'Europa, disboscare tutta una burocrazia inutile che attualmente... Rientriamo, questo è il contributo sui dazi, sentiamo quello sulla piazza del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto bisognerebbe chiarire che chi ha firmato per il 2% del PIL alla Nato è stato Conte e non mi pare che alla Nato non si parli di armamenti. L'errore, a mio avviso, comunicativo che viene fatto è che se si parla di riarmo, psicologicamente le persone pensano subito a carri armati, a missili o quant'altro. Noi abbiamo anche una necessità invece profonda di difesa, che è dagli attacchi cibernetici, che è dalla difesa delle coste, cioè tutta una serie di processi che non prevedono l'utilizzo di armi, ma prevedono una politica seria di difesa, che è cosa diversa da quando si pronuncia la parola riarmo. Se lei andasse a casa sua e dicesse ragazzi da domani riarmiamo la casa, tutti pensano che si presenterebbe con fucili e bombe a mano. Se dice ragazzi dobbiamo difendere la nostra casa, capiscono che magari vuol mettere solo una porta blindata o 4 inferriate. Scerra, ha sentito?
Cioè, non l'avete capito voi questa cosa del riarmo, praticamente vi ha detto. No, ma guardi, il ministro Foti è ministro per le politiche di coesione, si occupa di affari europei. Gli consiglio di andarsi a leggere le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo, in cui si parla in maniera esplicita di quello che è per difesa. Ci sono missili, armi, artiglieria, armamenti. Evidentemente lui non l'ha letto. Un altro consiglio che do al ministro Foti è, invece di dire delle cose che non conosce, perché non si impegna per cercare di recuperare al disastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ci sono 200 miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa e ne rimangono da spendere 130 in 18 mesi, una cosa quasi impossibile. Il governo Meloni si accinge a fare il disastro più grande della storia del nostro paese. Il ministro Foti, il consiglio che gli do, si mette a lavorare e cerchi di recuperare un disastro che fra 18 mesi vedremo tutti, purtroppo. Vi saluto, mi dispiace non potervi... Aspetti che c'è Scerra che c'è Sbardella che le vuole rispondere. Che le performance dell'Italia nell'impiego del PNRR siano le migliori in Europa, sicuramente tra le migliori, ma credo addirittura siamo primi in Europa come obiettivi raggiunti e come rate erogate. Quindi credo, e tra l'altro 130 miliardi da spendere. E invece non ricordo che il patto di stabilità lo abbia sottoscritto la Meloni, mi sembra che stia in vigore da un po' di anni. Allora, revisione del patto di stabilità dell'anno scorso, si informi. Revisione del patto di stabilità dell'anno scorso con delle clausole capestro. Migliorative, non capestro, migliorative. Assolutamente capestro, si informi bene, perché è una materia che conosco molto bene, avendo curato molte mozioni sul patto di stabilità e crescita. Le assicuro che Meloni e Giorgetti hanno fatto una disfatta nei negoziati sul patto di stabilità e crescita che rimarrà nella storia italiana. Tant'è vero che Giorgia Meloni ieri ha detto che vuole modificare il patto di stabilità e crescita. Certo, bisogna utilizzare l'occasione, ma ha parlato di messa da parte del Green Deal, non ovviamente perché bisogna saper affrontare la realtà con le esigenze che ci sono. Un anno fa era un altro mondo rispetto ad oggi. Va bene, grazie Scerra. Si sono fatti imposti dalla Germania. Signori, scusate. Grazie. L'abbiamo trattenuto, ci aveva detto che doveva andare sul palco. Grazie Scerra, allora ci rivediamo in studio, promessa. L'aspettiamo qui in studio con noi a Catania. Allora, tra un po' ci collegheremo invece, perché avete sentito che alla piazza 5 Stelle si è attivata anche la TikTok. Però io la piazza non la vedo, non vedo nemmeno le persone. Ora gliela facciamo vedere. Allora, esatto, dite a Di Paola, che tra un po' si collegherà con noi, di farci vedere la piazza, perché insomma adesso qui si vuole fare la conta dei numeri, giustamente. Io sono un esperto. Ognuno fa la sua parte. Antonio, scusami, tu domanda per i professori. Potrebbe esserci in America un'inflazione, potrebbe esserci una stagnazione economica e la Fed potrebbe, e questa per loro sarebbe un'opportunità, abbassare i tassi. Tra l'altro mi sembra che ci sia all'orizzonte anche la necessità di ricollocare i titoli americani, e questo potrebbe essere un vantaggio per loro. E invece la BCE presieduta dalla signora Lagarde, che strategia ha, ma soprattutto secondo voi cosa dovrebbe fare in questa fase? Chi risponde? Allora, sicuramente la spinta inflazionistica, se si ha diciamo, in questo scenario è giudicata da tutti molto probabile. Perché? Perché vi è, rispetto alla possibilità di avere una struttura così orizzontale su così tanti prodotti che vengono a costare di più, non è detto che ci sia immediatamente un sostituto con la stessa qualità a un prezzo minore. Questo che cosa significa? Significa che tecnicamente si parla di elasticità al prezzo, ma significa sostanzialmente che se la domanda non si rivolge immediatamente, istantaneamente ad altri prodotti che costano di meno, in presenza di incertezza ci sarà una maggiore, come dire, tendenza a risparmiare chi se lo può permettere. E quindi questo che cosa significa? Significa che la spinta inflazionistica comunque ci sarà, e ci sarà una minor produzione almeno in un periodo breve. Sotto questo profilo, in questo quadro, la riduzione dei tassi di interesse, diciamo, appare poco probabile. Anzi, quello che sembrerà emergere è che ci sarà di più, da una parte, una spinta all'inflazione se la domanda non si sostituisce subito, ma se la domanda si sostituisce subito ci può essere una spinta alla
svalutazione. La svalutazione Una cosa, io capisco il ragionamento, diciamo, in parte conviene a Trump. In parte la svalutazione, c'è chi sostiene che in parte la svalutazione sia uno degli obiettivi dell'amministrazione, perché l'amministrazione ha uno stock di debito in termini di obbligazione verso paesi terzi molto forte. E quindi lì i tassi di interesse sono rilevanti, per cui svalutando il dollaro, laddove il debito è di natura nominale, evidentemente si riduce. Ma questo tema della svalutazione, come dire, è un tema che ha senso in un mondo nel quale tu svalutando puoi aumentare la domanda. Dove c'è una strategia, diciamo. Se hai dei dazi che ritieni essere reciproci e se tutti gli altri ti fanno i controdazi, hai voglia di svalutare, perché comunque la domanda la blocchi lo stesso. Quindi, diciamo, io non vedo in questo momento, lo ripeto, dei quadri che noi siamo in grado di interpretare. L'unica cosa, se vogliamo utilizzare la categoria di razionalità, è la negoziazione, che poi è nello spirito del Trump imprenditore, motivo per il quale però, e io in questo non sono d'accordo con quello che è stato detto dalle forze di destra, soprattutto dalla Lega, in parte la Meloni ieri ha modificato, cioè ci vuole una risposta europea, ci vogliono i controdazi, perché se l'ambito è negoziale, al negoziato non si va dicendo io non faccio niente perché voglio fare quello buono in attesa che tu magari ci ripensi. Ci si va, anche perché non abbiamo parlato delle auto, cioè sulle auto, l'auto è un altro capitolo, cioè l'automotive secondo me lì non è oggetto di negoziazione. Che tutto il resto, perché per quello che riguarda il dazio sull'automotive, la quota che si è fissata del 25% è del tutto scevra da tutti gli altri argomenti e meccanismi con cui sono stati calcolati gli altri dazi. Quindi credo che lì ci sia una scelta proprio strategica, che poi è quella che fa piacere ai sindacalisti di Detroit e così via, di rilanciare veramente il settore nazionale dell'auto americana. Sì, lì è chiaro questo. Ci perdiamo qualcosa noi in Europa? Non credo, perché qualcosa non credo sì, ma non nelle auto di alto valore. Qualcosa sì, il tema sono le componenti, va capito quanto, perché ancora questo non è chiarissimo. Sembra che si applicano tutte le componenti. Noi sicuramente dovremmo come però la paura, no? Che a pagare siano sempre poi. Questa è una regola, questa è la regola ed è il motivo per cui io sto da questa parte, perché alla fine pagano quelli più deboli e con meno risorse. Se posso permettermi, prego, io mi concentrerei sulle nostre imprese. Mentre Trump studia e mentre gli economisti studiano, probabilmente gli imprenditori vorrebbero provare a capire cosa fare. E allora io vorrei fare una considerazione molto semplice. La maggior parte delle nostre imprese internazionalizzano franco magazzino, cioè significa molte imprese italiane non hanno mai pienamente sviluppato la capacità di presidiare i mercati esteri partendo dalle proprie aziende e gestendo tutta la catena del valore fino ai mercati esteri. Questo è un classico del Made in Italy. Cioè preferiamo che gli importatori vengano da noi, vengano a prendere la merce presso i nostri magazzini, la paghino, e poi se ne occupa l'olandese piuttosto che la società Import-Export di Dubai, soprattutto statunitense e così via. È una grande opportunità per aprire le porte e guardare ad orizzonti molto diversi rispetto al passato, perché oltre gli Stati Uniti d'America ci sono tanti altri paesi, un po' più a nord, un po' più a sud dell'America, e poi ci sono tutti i paesi all'est, quindi non parliamo solo della Cina, ma ci sono tanti paesi che sono altrettanto avanzati ed evoluti, con modelli di consumo, con consumatori che ormai conoscono il prodotto globale Made in Italy, che probabilmente non entrano in contatto col nostro prodotto perché siamo talmente concentrati, abbiamo imparato quella strada e continuiamo a perseguire quella strada. Quindi questo shock può essere una grande opportunità per aprire mercati che fino adesso i nostri imprenditori, senza fare tutta questa grande fatica, perché ancora una volta dico, il franco magazzino significa che c'è un'altra impresa. Allora proviamo a darci da fare nel frattempo che studiano a capire come valorizzare i prodotti che abbiamo già nei magazzini, perché i prodotti sono già nelle cantine, quindi domani dobbiamo risolvere il problema. Allora il messaggio che vorrei dare io agli imprenditori è: signori, attrezzatevi, avete partecipato a una serie di fiere, avete una serie di rapporti commerciali col mondo nordamericano, sicuramente ci sarà un periodo di crisi, di difficoltà, ma il mercato vale tanto di più, non parliamo di milioni, di miliardi, non facciamo tutto il calcolo dei trilioni in tante altre parti del mondo. E poi i mezzi di comunicazione. È talmente
È talmente giusto quello che dice il professore che la giunta Schifani sta già studiando dei provvedimenti per aiutare le imprese siciliane a sbarcare nei nuovi mercati che possono essere alternativi. Però su questo dico, anche questa è un'accusa che non c'è più il rappresentante del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma la faccio io perché l'ho fatta io. Cioè, forse un po' più preparati ci potevamo arrivare, perché ieri Sanchez ha detto che comunque al di là dell'Europa lui mette sul tavolo 14 miliardi. Ora, noi abbiamo una situazione economica, macroeconomica più complicata, però secondo me è il momento, anche nel negoziato con l'Europa, di dire mobilitiamo delle risorse proprio in questo senso qua, cioè sia per difendere chi è colpito, sia per aiutare a trovare nuovi mercati e nuovi investimenti. Tra l'altro penso che questa non sia, cioè è una cosa bipartisan. Io volevo arrivare anche dall'altra parte, diciamo, l'accusa che muovono il governo Meloni è anche di aver smantellato questa famosa via della seta che aveva, come dire, messo in piedi Conte. In questo momento ci sarebbe tornata utile, lo chiedo a tutti. Beh, devo dire, non credo che ci sarebbe tornata utile, per il semplice motivo che probabilmente saremmo stati ancora più sul banco degli imputati di Trump. Non ci scordiamo che probabilmente... Noi dobbiamo anche... Non ci scordiamo che probabilmente l'azione di Trump nei confronti dell'Europa è anche dovuta a quello che l'Unione Europea ha detto di Trump in piena campagna elettorale. È normale che non è stata un'azione corretta, non c'è stato un fair play da parte dell'Unione Europea nei confronti di Trump in campagna elettorale e probabilmente questo sta facendo questo effetto, questo annuncio di questi forti dazi proprio anche per dare risposta. Volevo coinvolgere anche il collega Curcio Sabella. Curcio, in Sicilia chi è che paga di più questi dazi, diciamo, al di là degli agricoltori? Sicuramente l'agroalimentare. C'è anche un abbiamo anche chimico, no? di elettronica, perché... Anche sì, ma noi abbiamo anche negli ultimi giorni raccontato la preoccupazione anche di chi produce ed esporta vino, di chi produce ed esporta appunto prodotti agroalimentari che sono molto ricercati, c'è grande stima, c'è grande apprezzamento nei confronti dei prodotti siciliani. E io poi mi volevo collegare a questo perché avete un po' anticipato una curiosità riguardo proprio alle politiche locali che si possono mettere in campo per fronteggiare questo problema. Noi tra qualche giorno probabilmente racconteremo di una misura presente in una manovra finanziaria che presto si discuterà in Assemblea regionale, che prevede uno stanziamento che dovrebbe andare tra i 5 e i 15 milioni, ancora penso stiano terminando di fare... Quisquiglie, come direbbe Totò, no? Ecco, io volevo chiedere proprio agli esperti in studio, noi a cui toccherà raccontare un po' la politica regionale, come dovremmo descrivere questo tipo di interventi? Come uno spot, un segnale, qualcosa di decisivo? Cosa sarà? Cioè, come dovremo raccontarlo? A chi? La domanda a chi? Ai due esperti. Io però sono... deve fare a tutte e tre. Sicuramente è un segnale di attenzione alle imprese, è un modo come un altro per stare vicino alle imprese, per aiutarle a sbarcare su nuovi mercati. Ovviamente bisogna stare attenti a non incappare negli aiuti di Stato, a non fare aiuti di Stato, ma non saranno aiuti di Stato perché serviranno ad accompagnare le imprese, a portarle su nuovi mercati, quindi a partecipazioni a fiere, a partecipazioni a eventi in giro per il mondo dove si possono creare nuove opportunità di commercio. Allora, sappiamo che fa con quel telefono? Ho preso le informazioni, quindi ce l'ho ai dati. Sappiamo che vino, prodotti ortofrutticoli, olio di oliva e formaggi sono le categorie della cosiddetta DOP Economy siciliana, quindi tutti i prodotti che vengono in qualche modo apprezzati per il legame col territorio. La provincia di Trapani, poi Agrigento, Palermo e poi Catania sono sempre, se parliamo di cibo, le province più interessate di questa capacità produttiva. Le province, ripetiamo?
Trapani che ha il Olio, quindi, insomma, 49%, vino e olio, Agrigento il 19%, Palermo 11%, Catania 8%. Ma perché sto facendo questo esempio? Per calcolare facilmente il valore totale che è oltre 600 milioni l'anno, secondo Ismea DOP Economy. Perché chi produce prodotti di qualità è ben conosciuto. E noi dobbiamo, come dicevamo prima, coerentemente sostenere i prodotti realmente di qualità, non chi fa prodotti come dire, generati in Tunisia, nulla togliere alla Tunisia, con materie prime che poi vengono come dire, imbottigliate in Sicilia e vengono vendute. Quindi bisognerebbe dire, sappiamo chi sono i produttori riconosciuti come. Possiamo in qualche modo contribuire, attenzione perché a volte c'è un problema di codici doganali e a volte noi non sappiamo realmente quali prodotti vengono esportati. Qua lo dico, è un problema tecnico, anche le statistiche non correttamente rappresentano diciamo, quello che viene immesso nel circuito. C'è un problema, dovremmo calcolare i codici appunto doganali, però non voglio entrare nella dinamica dei dati. Importante è dire che se fai un lavoro selettivo e dai un contributo, tra virgolette, premiante, incentivante agli imprenditori, e sottolineo agli imprenditori, probabilmente non nell'immediatezza, ma in un tempo ragionevole, e guardate che l'esempio della guerra russa-ucraina è un esempio calzante, perché molte delle imprese che hanno vissuto diciamo, col mercato russo ancora oggi non lamentano poi questo crollo delle vendite dei prodotti che sono andati in mercati formalmente non russi. L'altro mercato chiuso, quindi, no? In questo momento ovviamente. Ma con la triangolazione hanno sempre le merci e gli imprenditori hanno sempre risolto i loro problemi. Quindi io ho grande fiducia, al di là di Trump e delle motivazioni più o meno politiche, più o meno isteriche, se mi lasciate passare questo termine poco accademico, sicuramente qualcosa si potrà fare. Io vorrei dire l'intelligenza artificiale in questo, se ci può aiutare o meno. Ci può aiutare? L'intelligenza artificiale... Antonio, ci può aiutare l'intelligenza artificiale? Antonio Repisarda, senti qua, vediamo... Se provate a chiedere a ChatGPT, a Gemini, piuttosto che a Perplexity, piuttosto che... Allora, guardate... C'è un problema basilare secondo me, perché le teorie economiche di Trump sono state definite dal prorettore del Politecnico di Torino come primitive. Ok, però noi qua c'è un concetto basilare: se noi continuiamo a pagare le arance, altro che intelligenza artificiale, arance a 20 centesimi e poi le importiamo nella grande distribuzione finiscono le arance che provengono dall'estero, allora non ci sarà soluzione per questa crisi che purtroppo già c'è e che può solo peggiorare. No, io condivido, scusami Antonio, io stavo facendo l'esempio, in questo momento di crisi proviamo a chiedere a ChatGPT come superare i dazi americani e quindi scoprirete che alcune delle piattaforme più importanti faccio in diretta. Queste tematiche l'hanno messa in blacklist, cioè ti dicono mi dispiace non ti posso rispondere su questo. Allora aspettate un attimo, perché noi parliamo dei massimi sistemi mondiali, ma nella piazza di Roma, Sbardella, Nicita, professore Romano, ci sono il collega Geritalia con il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle che è Nuccio Di Paola. Però non vedo l'ospite, diciamo, d'onore di questa serata, che è la TikToker Rita De Crescenzo. Li vedo frizzati, insomma. Ci siete? Di Paola? Sono frizzati. Sono frizzati, però la gente comincia ad arrivare. Prego, concludete. No, io volevo fare una battuta sulle cose che abbiamo detto, che sono tante. Diciamo, io mantengo una fortissima preoccupazione, poi diciamo, come diceva Dante, devi essere sotto la ruota nel punto peggiore, puoi soltanto rialzarti, però adesso siamo sotto la ruota e sono molto preoccupato, soprattutto dal lato dei lavoratori. Ci sono già tantissime aziende che sono in crisi, questa situazione diciamo, aggraverà perché non ci si mette a fare investimenti in questo momento, quindi è una situazione molto particolare. La critica che noi abbiamo fatto al governo nazionale e a quello regionale era che probabilmente non si aspettavano, come tanti altri paesi, bisogna essere onesti, una reazione di questo genere, quindi siamo in una fase dove ancora dobbiamo capire. Immagino che quello che sarà fatto, perché mi sembra razionale, è individuare intanto i settori
capire quale forme di defiscalizzazione si possono aggiungere per una compensazione analoga, che non risolverà il problema, perché se tu hai un prodotto che deve essere messo in un magazzino, hai dei costi di magazzino, devi prima trovare altri clienti a cui ridurlo. Peraltro non sappiamo in molti settori come reagirà la domanda americana. Molti di questi prodotti che voi avete citato sono già stati esportati, sono in fila, si chiama overload, no? Sono in panchina che aspettano, perché sapendo che ci potevano essere dazi, ne hanno mandati al vecchio prezzo, quindi per 3 mesi ci sarà questo effetto. O in navigazione. Però il tema che diciamo ci veniva sollecitato, io lo condivido molto, e visto che il mio interlocutore e anche il direttore del Secolo hanno detto delle cose di sinistra, io provo a dire qualche cosa di destra per scambiare con loro, cioè noi dobbiamo essere onesti. Io poi sono stato candidato alle elezioni europee e mi sono scontrato con questo fatto. Noi dobbiamo riconoscere che l'impatto sull'insularità della Sicilia e della Sardegna di alcune misure della politica agricola comune e anche della pesca, cioè di alcuni vincoli che sono assolutamente ragionevoli nel quadro europeo, ma in questo pezzetto di Mediterraneo finiscono per creare una concorrenza sleale verso i paesi vicini che non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi, se vogliamo prendere il discorso dell'appello a ciò che si deve fare, siccome non siamo solo noi a soffrire per questa politica di dazi, ma tutti gli altri, probabilmente forme di cooperazione anche di tipo regionale, quindi nel Mediterraneo, che possano rimettere in discussione questi temi, significa non avere soggetti vicini nel Mediterraneo che vendono un prodotto leali, diciamo, sleali in termini di prezzo, certo, ma anche sulla pesca, perché alla fine c'è un tema di margini, ma il problema dell'agricoltura è la stagionalità, per cui tu rischi di avere dei prodotti che devi mandare sul mercato. Siamo quasi in chiusura. Perdendo. Prego. Sto mese è finito. Antonio Rapisarda, e poi andiamo in pubblicità. Apprezzo l'onestà intellettuale del senatore Nicita, no? Che ha detto non una cosa di destra ma una cosa di senso, nel senso, i nostri agricoltori, i pescatori hanno subito appunto la politica comune europea e insomma l'abbiamo raccontato nei nostri giornali per anni. Però c'è un altro tema qui, come risolverla a livello strutturale? Io non ho la capacità dell'intelligenza artificiale, ma qualche domanda ce la facciamo, Luca, no? Allora, in questa fase di post-globalizzazione si stanno riperimetrando e riscontrando gli imperi. Abbiamo da una parte appunto l'impero americano che è isolato, cioè è isolazionista ma non è isolato, perché poi fa politica estera e la fa, insomma, come lo stiamo vedendo, in maniera molto decisa e performante. Abbiamo un altro impero che è l'impero cinese, che aveva l'obiettivo con la nuova via della seta di innestarsi fino ai nostri porti, se non comprarli, insomma renderci appunto periferia del grande impero d'Oriente. Esistono i BRICS, cioè le altre nazioni che non sono più emergenti ma che ragionano in termini imperiali, il Brasile, l'India, con obiettivi per fortuna nostra che non sono concordi, perché sennò ci avrebbero già sopravanzato. E allora in questo quadro che cosa manca, Luca? Manca l'unico soggetto che non ragiona in termini imperiali ma ragiona purtroppo in termini burocratici, che è l'Europa. C'è una battuta che viene ripetuta spesso: gli Stati Uniti innovano, la Cina copia e l'Europa che fa? Si mette a regolare, crea regole abnormi, questa iperfetazione di regole che cosa hanno fatto? Hanno depresso. Hai ragione, questo è un tema, Antonio, questo è un tema, bisogna ragionare insomma da Europa, questa cosa l'ha raccontata, guarda, questo stesso ragionamento, Antonio, l'ha raccontato Pietro Buttafuoco la scorsa settimana. Diciamo, guardate che la Cina ragiona in termini di impero, cioè non ragiona. Ora, però non è che la risposta è che dobbiamo fare l'impero europeo. No, dobbiamo fare l'impero, ma dobbiamo migliorare la qualità della nostra regolazione. Diciamo, no? Insomma, sono d'accordo. Sentirci. Allora, dobbiamo fermarci, a pubblicità poi posso fare... Prego, Antonio. Ragionare in termini ragionare, chiaramente, ragionare. E quindi ma guardate, ce l'ha detto non un pericoloso sovranista, ma Mario Draghi, banalmente nel suo rapporto sulla competitività. Attenzione ai dazi autoimposti, attenzione a bloccare la capacità innovativa. Io penso che su questo siamo tutti d'accordo sul punto che hai accennato anche tu. Allora, dobbiamo fermarci però. È l'occasione per migliorare gli scambi fra i paesi europei, anche per rispondere a questa... Allora, pubblicità e poi al rientro i saluti.
Ci siamo, giusto per i saluti, rientriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio e saluto Luca Sbardella, deputato e commissario, come si chiama adesso? Cosa fa? Come resta commissario? Commissario tipo Montalbano, regionale, commissario. Che era romano. Il commissario. Il commissario Sbardella, questo può essere il titolo della prossima fiction. Commissario regionale di Fratelli d'Italia. Saluto il professore Marco Romano, professore di economia delle imprese all'Università di Catania. Saluto il senatore Antonio Nicita, senatore del Partito Democratico. Saluto il collega Accursio Sabella di Repubblica. Ciao Accursio, ti leggeremo ovviamente domani. Ciao, lui è Antonio Rapisardi, il direttore del Secolo d'Italia, e lui è Accursio Sabella. Ecco, giusto perché adesso li vediamo. Ciao Accursio, eccolo qua. Fatemi salutare Antonio Rapisardi ovviamente adesso con diciamo, la sua foto, la sua immagine. Eccolo qua. Ciao Antonio Rapisardi, direttore del Secolo d'Italia. Buon lavoro anche a te. C'era la TikTok, però insomma si è persa qua, insomma, nei meandri. Antonio Condorelli, saluto anche a te, ci vediamo la prossima settimana. Prima di chiudere, un servizio che racconta, insomma, sintetizza quello che sono i dazi e le curiosità, insomma, legate ai dazi, realizzata dalla nostra Simona Mazzone con Massimo Ceraulo, e poi in chiusura, lo dico a tutti i nostri ospiti, un brano che si chiama Lividi, realizzato un anno fa dalla cantante Antonella Macri, con le parole di un catanese, di un diciamo, autore catanese che si chiama Michele Russo, che racconta, lo faceva un anno fa, insomma, già preoccupati, insomma, di questa escalation sulla violenza sulle donne. È un brano che racconta diciamo, in musica tutta quella che è la drammaticità che abbiamo vissuto nelle ultime ore con l'omicidio di Sara a Messina, ma anche con Ilaria a Roma, e che piangiamo ogni volta diciamo, che diciamo, succedono questi femminicidi in tutta Italia. L'escalation sta aumentando troppo ed è davvero un fenomeno preoccupante. Quindi i dazi e poi la canzone Lividi. Vi dico, in realtà me li ero appuntati tutti quelli che sono i crediti di questo video. Quindi Antonio Macri, uno dei componenti di Violins in Jeans per la musica, Viviana Macri è la cantante di questo brano, Michele Russo l'autore del testo. Quindi i dazi e poi Lividi. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana. I dazi di Donald Trump per tutte le merci che entrano negli Stati Uniti colpiscono 185 paesi, partendo da una base minima del 10%, per poi salire al 20% per l'Unione Europea e al 34% per la Cina. All'Asia dunque i dazi più elevati al mondo. E la Cina, contro cui vengono alzate le barriere più alte, viene colpita da tariffe del 34%, in aggiunta al 20% imposto all'inizio di quest'anno. Mentre in quella lista non compare la Federazione Russa, accanto a nazioni come Bielorussia, Corea del Nord e Cuba. Uno degli interventi più drastici riguarda il settore automobilistico. A partire da oggi gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% su tutte le automobili prodotte all'estero. Le tariffe volute dall'amministrazione americana colpiscono anche il parmigiano reggiano, uno dei prodotti italiani più noti e diffusi all'estero. E poi Nike e Vans costeranno di più per gli americani se prendiamo in considerazione il Vietnam o il Bangladesh, diventati parte della catena di fornitura globale per i principali produttori, tra cui aziende di abbigliamento, scarpe sportive appunto, e quelle tecnologiche come Intel e Apple. E parliamo anche di grandi marchi, dalla tedesca Adidas all'italiana Geox, anche The North Face, Timberland, Jansport. Guardando a casa nostra si dicono preoccupati i produttori di vino dell'isola. I dazi minacciano infatti l'eccellenza siciliana, compromettendo l'export e di conseguenza posti di lavoro. E c'è una curiosità: la scure di Trump si è abbattuta anche sulle isole Heard e McDonald, anche se sono abitate soltanto da pinguini. Inserite nell'elenco dei patrimoni dell'umanità UNESCO, sono ricoperte all'80% di ghiaccio. La tua mano mi ha strappato alla vita, la tua mano mi ha cambiato in un fiore. Ora vago in un immenso giardino, inebriata dal profumo dei fiori. Sento l'armonioso canto delle fontane, mi risuonano le tue parole, ma eri finto e non sapevi amare. Erano nuvole sbattute dal vento dell'illusione, io che volevo
insieme a te. Poi improvvisamente svaniscono le tue parole ed avevo paura di stare insieme a te. I lividi e le cicatrici sul mio corpo sono il segno della tua meschinità. Ho compreso troppo tardi che eri un vero mostro, un uomo a metà. I lividi da cancellare nella mente, l'eccessiva rabbia e l'aggressività. Tu che imprigionavi la mia libertà, rubandomi per sempre la mia dignità. Poi un grido nel vuoto, che il buio non ci vedo più, da quando improvvisamente hai spento il sole. Ora vaga la malinconia di un sorriso che hai strappato via. Lo sentivo, non potevi amare, ti camuffavi con la gelosia e io stupida ti amavo alla follia. Erano nuvole sbattute dal vento dell'illusione, ma avevo paura di stare insieme a te.